Siamo qui alle cave di Cartigliano, come vedete alle mie spalle c'è il fiume Brenta, perché in questa zona qualche giorno fa è stato avvistato un animale di grossa taglia, probabilmente un felino, avvistamento che ha creato preoccupazione e allarme anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che con un messaggio su Facebook ha voluto invitare la cittadinanza comunque a prestare attenzione. Dicono che sia una pantera. Secondo lei che animale è? Non lo so, io pratico abbastanza il Brenta, non è che abbia suggezione, paura o meno. A me non sembra insomma che ci siano animali del genere. Una farsa. Per me è una farsa comunque. E doveva aver trovato qualcosa, penso, no? Qualcosa. Se qui, come si chiama, i carabinieri della Venatoria, che doveva aver trovato qualcosa. Non lo so. Ha paura? No, no. Mica penso che sia una roba vera, perché tanti dicono, uno aveva detto che può essere un musetto, non può essere un asino. Lei non andrebbe tranquilla quindi lungo il Brenta? No, no, assolutamente. Va bene che sono messa così che non posso fare tanta strada, però non da via, no. Perché anche se siamo in due, che mi vedo davanti, non so cosa che mi viene un colpo. Un po' di timore si ha, insomma, ecco. Ma secondo lei è una pantera veramente? Ma hanno detto un felino, adesso i felini ce ne sono di varie razze, adesso non so cosa potrebbe essere, ecco. Sarà chiuso in casa comunque per non sbagliare. Ho visto per televisione che hanno detto che bagnanti in Brenta non ce ne sono più, segno che ha messo paura, insomma, ecco. Ha paura? No, assolutamente. Lei crede a questo avvistamento? Secondo lei può essere che ci sia? Più di 2 persone che l'hanno avvistato, io ci credo. E secondo lei è pericoloso? E questo non saprei dirle perché sa, è sempre un animale esotico, sai, gli animali che vanno dall'Africa, da altre parti dei posti esotici, e secondo me deve stare una pantera, un ghepardo. Ma da dove è arrivata nel caso questa pantera, questo ghepardo? Secondo me può essere o scappato da una persona di casa oppure anche da un circo, se c'è qualche circo qua nei dintorni oppure un po' fuori da qua. Tutte le estate viene fuori sempre qualcosa di nuovo, viene fuori le canzoni dell'estate e anche queste cose qua, io non ci credo.